Come va quest'anno? Quest'anno è un anno un po' duro per la frutticoltura qua da noi. Abbiamo detto, no? C'è un calo generalizzato in Italia, un calo abbastanza marcato in Veneto e qui? E qui c'è un calo per colpa della stagione che non è stata delle ottime. Le tante piogge della primavera hanno creato molti problemi per la fioritura. E dopo ci si mette anche la nostra amica cimice. Ecco, io vedo che in mano ha una mela. Facciamo vedere qual è l'effetto della cimice asiatica. La cimice praticamente fa delle piccole punture che vanno a danneggiare la qualità e la bellezza della mela. Questa mela non è vendibile? Questa mela non è vendibile, no. Questa mela non è vendibile, buonasera, benvenuti in diretta su 20:10, l'approfondimento di Antena 3 subito dopo i telegiornali. Parliamo, come avete sentito, di agricoltura, parliamo di cimice asiatica, ma non solo, come avete visto nei titoli, parliamo anche del gasolio, del rincaro del gasolio per l'autotrazione in agricoltura, quindi un'ulteriore penalizzazione, poi parleremo anche dei dazi e molto altro ancora. Con me questa sera due volti importanti dell'agricoltura, cominciamo col senatore Giampaolo Vallardi, Presidente della Commissione Senato dell'Agricoltura, e poi Paolo Quaggio, il Presidente di CEA Venezia, benvenuti. Allora, cominciamo con il punto di vista della cimice asiatica. Che notizie da Roma? Da Roma le notizie erano notizie belle, nel senso che il Senato ha approvato all'unanimità, ancora 6 mesi fa, una risoluzione che impegnava massima attenzione, visto che il problema lo conosciamo ormai da alcuni anni e già l'anno scorso si era manifestato in maniera veramente forte con i danni all'agricoltura. Quindi, visto che si è trovato finalmente un insetto che poi è l'unica vera soluzione che combatte e uccide la cimice asiatica, stiamo parlando della Vespa samurai, che è un antagonista naturale che è stato scoperto in Cina, da dove arriva la Vespa samurai, e c'era un problema giuridico nel nostro paese che è la direttiva Habitat. Circa un anno fa si è iniziato a lavorare su questa direttiva Habitat per verificare se questa Vespa samurai, una volta introdotta nel nostro ecosistema, poteva provocare danni all'ambiente, effetti collaterali di qualche tipo. Con il CREA, che è il centro ricerca del Ministero dell'Agricoltura, hanno visto, uno, che sopravviveva nel nostro ambiente, due, che non creava effetti collaterali, quindi non intaccava altre specie, non era dannoso. Soltanto che il Senato ha approvato, tra l'altro, questa mia risoluzione all'unanimità. Oggi, dopo che il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto, il Ministro dell'Ambiente deve porre la sua firma, solo che c'è un piccolo problema. Il Ministro dell'Ambiente, sappiamo, grande ecologista che difende tutti gli animali, e qui potremo parlarne per ore perché anche sulla fauna selvatica abbiamo più di qualche problema, ha chiesto un ulteriore approfondimento perché sembra, udite, che questa Vespa samurai, oltre che uccidere la cimice asiatica, uccide anche le nostre cimici, quelle verdi, le cimici autoctone. Quindi ulteriore approfondimento, perché se uccide anche le cimici verdi crea un danno al nostro ecosistema. Sì, ricordiamo che ogni cimice depone 800.000 uova, una roba di questo genere. Allora, di fronte ai danni che hanno avuto gli agricoltori totalmente in Emilia Romagna, perché hanno distrutto tutti i raccolti dell'Emilia Romagna, il Veneto, poi ce lo dirà sicuramente il nostro amico Paolo Quaggio, i grandi danni anche che abbiamo avuto in Veneto. Oggi si sta spostando in tutte le regioni del nord, in Trentino, in Friuli, ed è già arrivata anche in Svizzera, sta scendendo in centro Italia, è già arrivata nelle Marche, un mese fa ero nelle Marche, abbiamo visto le prime cimici. Okay. Io credo che se il Ministro Costa a breve non firmerà questo decreto, penso che più di qualche agricoltore gliene porti un po' che a casa sua, perché a questo punto non sappiamo più cosa fare. Paolo Quaggio, Presidente, i danni di questa cimice sono importanti in Veneto? Se calcoliamo che solo nella provincia di Verona i danni sono valutati in circa 80 milioni di euro, il danno è consistente. Quello che dal mio punto di vista non è grave, però è stato approcciato in particolare dalla Regione con
un po' troppo superficialità all'intervento proprio per andare incontro a queste aziende, perché si tratta di 200.000 euro per il 2019 e 900.000 euro per il 2020, sono assolutamente insufficienti. Ecco, ma al di là, diciamo così, dell'intervento, che poi vedremo, perché ci sono delle, come dire, delle prevenzioni che si possono fare in termini meccanici, tipo reti eccetera, ad esempio è di oggi un dispaccio da parte del Condifesa che diceva: cerchiamo di abbassare, diciamo, la percentuale di rischio con queste attrezzature, perché così poi possiamo assicurare, perché nessuno vuole assicurare di fatto in questa situazione per la cimice i frutteti. Beh, in queste condizioni non assicurerei neanche io, devo essere sincero, parlo dell'agricoltore. Perché c'è il 100% di rischio. Ci sono zone in cui è stata una distruzione, non è stato un attacco, c'è stato un po' di danno in alcune zone, e in alcune zone in particolare del Veronese e del Basso Padovana. Che poi attacca qualsiasi tipo di frutto. Nonostante le reti, ha fatto comunque dei danni veramente forti, perché qualcuno con le reti si è anche abbastanza salvato. Ma in altre situazioni le reti sono servite per... Cosa le dicono i suoi agricoltori? Sono imbestialiti, stanno aspettando, come diceva il senatore, appunto, ma sta Vespa Samurai arriva o non arriva? Cioè il fatto che attacchi anche la nostra cimice autoctona, al di là che poi uno sterminio non lo fa, perché poi in natura si creerà un equilibrio, per cui non sparirà la cimice asiatica, non sparirà nemmeno la nostra cimice autoctona, e non è che poi la Vespa Samurai diventi l'unico insetto che c'è, diciamo, nel Veneto o nelle zone colpite, per cui un equilibrio di fatto si creerà. Bisogna però non perdere tempo, perché i danni sono veramente notevoli. Senta senatore, lei è a Roma, quindi lei può andare a parlare al Ministro. Cosa si può fare? Ho fatto un intervento anche ieri in aula su un'interrogazione che non era sul Made in Italy, però ho approfittato dell'occasione che c'era il Ministro dello Sviluppo, il nuovo Ministro del Mise, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, che tra l'altro conosco, che dei 5 Stelle, e gli ho ricordato che oggi che vedi, cioè che ieri ho detto per oggi, quando vedi il Ministro Costa, ricordati di parlargli della Vespa Samurai, proprio perché gli agricoltori sono in uno stato di totale crisi, anche perché non è facile in questo momento fare agricoltura nel nostro paese, con tutti i problemi che abbiamo, i dazi, il Made in Italy, l'Italian Sounding, quindi contraffazione, chi più ne ha più ne metta. Oggi che arriva la Vespa Samurai è un vero disastro per il reddito degli agricoltori. Poi ci troviamo di fronte a un insetto, qualcuno lo definisce un insetto alieno, no? Ma non solo per l'aspetto, ma anche per il fatto che uno non ha assolutamente paura dell'uomo, quindi anzi si avvicina alle case, si intrufola nei vestiti, sappiamo benissimo, soprattutto in questa stagione dove sente i primi freddi, quindi cerca di scaldarsi. Ma poi, a parte che non ha nessun antagonista in natura, e da quello che so io è l'unico insetto che non ha nessun antagonista in natura, quindi è completamente avulso dalla catena alimentare. E quindi si no? espande in maniera verticale. Non avendo nessun nemico in natura, tranne che la Vespa Samurai, chiaramente lui oggi se ne sta, prolifica, addirittura mentre la cimice, che era quella autoctona, quella verde, faceva una covata all'anno, questi qua ne fanno tranquillamente 2. Si moltiplicano quindi in maniera esponenziale, e le prime avvisaglie le abbiamo avute 6 anni fa. Già dall'anno scorso abbiamo, e quest'anno è evidentissimo, abbiamo completamente devastato i raccolti. L'unico vero modo per eliminarlo, visto che comunque gli anticritogamici, la chimica in generale non riesce a far nulla, perché non ci sono veleni che li uccidono. Al momento non c'è neanche una ricerca in atto seria su questa. L'unico vero antagonista è questa. Quindi diciamo che Vespa paradossalmente l'intervento sarebbe naturale invece di essere chimico, ed è l'unico intervento utile. Sono stati provati, soprattutto sulle mele in Emilia Romagna, diversi componenti chimici che sono arrivati a stordire, dico stordire perché sembrava le avessero uccise per un giorno o 2, dopo 2 giorni, nonostante avessero una potenzialità molto forte, si può dire in parte, ma gli esperimenti sono stati fatti, la cimice asiatica crolla a terra, rimane a terra per un giorno, dopo il secondo giorno inizia a muoversi, poi torna come prima. Quindi immaginiamo che forza di sopravvivenza ha questo insetto. L'unica è la Vespa Samurai. Che cosa fa la Vespa Samurai? Non attacca certo la cimice asiatica, ma va a mangiarsi le sue uova.
praticamente è un imenottero questa vespa samurai, cioè va a cannibalizzare le uova della cimice asiatica e depone entro le uova della cimice asiatica le proprie uova, che quando nascono si mangiano completamente l'uovo della catena alimentare. Ma poi ci sono altri tipi di insetti in natura che fanno la stessa cosa di questa vespa samurai, soltanto che all'interno delle uova della cimice asiatica ci sono dei componenti chimici che sono mortali, quindi chi va a mangiarsi le uova della cimice asiatica muore dopo che le ha mangiate. L'unica che riesce a sopravvivere è questa vespa samurai. È incredibile la natura, Presidente. È incredibile la natura, ma soprattutto è fortissimo, e concludo, il rischio che stiamo attraversando come agricoltura. O la affrontiamo subito, se no il prossimo anno penso che non vale la pena neanche seminare più di tanto. Perché... Senta, le faccio una domanda politica, ma quando voi parlate in questa maniera, lei si confronta con persone che sono a livello, cioè perché lei, voglio dire, la materia la conosce, molte volte la politica presenta delle persone che non sanno neanche di cosa stanno parlando. Ma guardi, io quando ho portato esattamente un anno fa la prima interrogazione in Senato sulla cimice asiatica, qualche battutina ironica, sono stato oggetto anche di ilarità da parte di alcuni. Già 6 mesi fa il problema era sentito, perché poi abbiamo, devo dire che da parte dell'associazione di categoria, la CIA, la Coldiretti, un po' tutte quante, Confagricoltura, già si erano mosse. L'unico che mi sembra, lo dico, atteggiamento autistico è il Ministro Costa, che sembra, è come le scimmiette, non vede, non sente, non parla soprattutto, non dice niente, ma mentre lui ha questo tipo di atteggiamento chiuso lì nel suo Ministero, protetto dai 5 Stelle perché poi sono loro che si mettono a difesa del loro Ministro, non fa assolutamente niente. Finché non firma lui, il CREA non può iniziare a coltivare in laboratorio questa vespa samurai, che poi non ci si mette neanche poco, perché se non interveniamo subito c'è bisogno di 3 o 4 mesi perché venga coltivata, inizia a procrearsi, perché non è che si crea in fabbrica. No, poi noi abbiamo anche un'esperienza positiva, che è quella della vespa cinese nei castagneti, nei castagni, che adesso hanno ripreso fiato proprio grazie ad un antagonista naturale. Lo dirà il nostro amico Quaggio. Poi le associazioni di categoria hanno fatto pressione, stanno facendo pressione, ma il Ministro Costa assolutamente niente. Allora, dalle associazioni di categoria la politica sembra non sentirci, allora? Noi come CIA, come Confederazione Italiana Agricoltori, abbiamo fatto una manifestazione, diciamo, per l'Alta Italia, soprattutto proprio perché è il posto dove le cimici stanno facendo il danno maggiore. Abbiamo presentato in Veneto, in Emilia Romagna, in Lombardia, quindi in tutte le regioni del nord, a un paio di prefetti delle città più grosse, una nostra, diciamo, protesta da un lato, ma anche risoluzione, richieste che facciamo proprio nel caso per combattere, diciamo, la cimice asiatica. Nel Veneto ci siamo presentati al prefetto di Padova e di Verona, che ovviamente ha portato le nostre istanze al governo. Concordo purtroppo da questo punto di vista purtroppo adesso mi capirà col senatore, che non sempre chi è al comando, diciamo, di una nave la sa comandare. In questo caso, secondo me, il Ministro Costa sta tergiversando su un fattore che è decisamente determinante per l'agricoltura, per cui mette in ginocchio gli agricoltori. Per cui non si tratta di chiudiamo gli occhi e facciamo, poi vediamo cosa succede. Le sperimentazioni si sono fatte, si è visto che è efficace, diamoci una mossa, perché altrimenti l'agricoltura sicuramente, se l'anno scorso è andata così, quest'anno è andata peso, probabilmente l'anno prossimo sarà peso ancora. Allora, giusto per chiudere il primo argomento, perché poi ne abbiamo altri in scaletta, perché parliamo di gasolio, parliamo di dazi, insomma ne abbiamo cose da dire sull'agricoltura nostra. Chiudiamo questo argomento vedendo invece che cosa succede a Codogné, che da 3 anni adoperano delle reti. Il contributo lo vediamo insieme. Senti, allora, 3 anni di reti, funzionano? Sì, siamo molto soddisfatti e questi sono i risultati. Perché voi da anni combattete contro la cimice asiatica? Perché il primo anno si può dire che abbiamo perso quasi tutto il raccolto.
E ci sono ancora gli effetti sugli alberi, non è che oggi metti le reti e domani il problema è risolto. Il problema rimane comunque e in certi alberi si vede. Quindi per chi vuole fare coltivazione biologica, per chi non vuole utilizzare degli insetticidi, questa è l'unica soluzione? Ah sì. La consiglierebbe anche per altre produzioni, oltre che naturalmente per la melocotogna? Io non sono tanto esperta di queste cose, però posso dire se da me funziona, può funzionare anche sulle altre culture. Senta, ma è tanto difficile da impiantare, da preparare, da manutenzionare? No, assolutamente. Faccio io e quindi può farlo chiunque. Presidente Quaggio, lo fa lei, lo può fare chiunque, ma secondo lei funzionano oppure funzionano fino là? Io ho notizie che non dappertutto funzionano, poi bisogna vedere se poi l'applicazione delle reti è un'applicazione fatta ad hoc, diciamo, per cui le poi reti applicabile ai qualsiasi funzionano. frutteto, perché no? Perché ci sono dei frutteti. In provincia di Verona, ma non solo, in Emilia Romagna poi è cominciato ancora un paio di anni fa con le reti, sono su dei finanziamenti apposta per mettere le reti, però diciamo che non è così perfetta, perché altrimenti l'avremmo risolta. E comunque bisogna aggiungere che non è difficile da applicare, però comunque un costo, cioè nel senso che già l'agricoltura va come va, questo è un costo che è aggiuntivo rispetto a quello che è il costo normale per la raccolta o per la coltivazione delle mele o delle pere o delle pesche che quest'anno... Ma ci sono dei finanziamenti a fondo perduto per queste cose oppure uno si deve attrezzare? La Regione Veneto ha stanziato 3 milioni di euro quest'anno e anche altre regioni, ma sono veramente dei palliativi, perché questi 3 milioni di euro devono bastare per l'acquisto delle reti, per risarcire i milioni e milioni, si parla di 60 milioni di euro di danni. Nel senso, la Regione è assolutamente impreparata dal punto di vista economico-finanziario, perché sappiamo investe in 360.000 rivoli e quindi questo ulteriore problema. Però devo dire, da 1 milione di euro stanziato lo scorso anno, già 3 milioni di euro di quest'anno a favore di piccoli interventi sono già una boccata d'ossigeno. Però mettere le reti è un po' come chiudersi in casa, perché fuori ci sono i lupi, non è vivere questo assolutamente. Le reti, gli alberi non devono avere le reti, è come mettere le zanzariere d'estate perché non entrino le... L'unica vera soluzione ad oggi in Cina funziona, la cimice asiatica arriva dalla Cina, però in Cina non esiste questo problema perché lì hanno la vespa. Quindi insisterà con il ministro Costa, immagino. Ma adesso abbiamo chiesto come gruppo della Lega un incontro proprio con lui per cercare di capire, al di là delle dinamiche parlamentari, quindi il confronto in aula, che in teoria dovrebbe essere quella la via ufficiale, provare a parlarci anche di persona e vediamo. L'abbiamo anche invitato qua in questi territori per poter vedere. La ministra Bellanova l'altro giorno, che è venuta a presentarsi in Commissione Agricoltura, ci ha promesso risarcimenti, finanziamenti, di tutto di più. Anche a lei mi sono permesso di dire: guardi, grazie se arriveranno, perché il condizionale è d'obbligo, perché poi di ministri ne abbiamo visti tanti e tutti giustamente promettono, però poi devono confrontarsi con i problemi di bilancio. E mi sembra che in questo momento problemi di bilancio questo governo ne sta affrontando parecchi. La Vespa Samurai ci costerebbe niente, o quasi, cioè le spese di allevamento che sono iniziale e poi, ma comunque è un costo irrisorio, sì, solo che dobbiamo sì. cercare di farglielo capire. Io credo che ho partecipato l'altro giorno a un incontro con i presidenti nazionali delle associazioni di categoria, Scanavino per la CIA, Prandini per Coldiretti, e anche loro si stanno muovendo e hanno chiesto questo incontro. Se tutti quanti assieme... Se fate massa critica, insomma, qualcosa si muoverà. La massa critica si sta muovendo, solo che è già passato un anno, come si diceva a suo tempo dicevano, no? Mentre a Roma si discute, Sagunto cade, no? Nel senso che ai tempi di Romani, mentre a Roma discutevano, in Spagna avevano già distrutto e incendiato la città di Sagunto. Qui sta succedendo la stessa cosa, mentre al Ministero dell'Ambiente discute, non si sa di che, le cimici ci hanno mangiato tutti i raccolti. Adesso noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi riprenderemo, perché il prossimo argomento è il gasolio agricolo.
Seconda parte di 20 e 10, rigorosamente in diretta per approfondire le notizie del giorno e non solo. Parliamo di agricoltura, abbiamo parlato fino adesso della cimice asiatica, cambiamo argomento rimanendo nell'agricoltura perché un altro dei dati è legato al decreto clima, cioè l'aumento o meglio la cancellazione così, delle agevolazioni per il gasolio agricolo. Presidente Quaggio, se vi levano queste agevolazioni e il gasolio comincia a costare come il gasolio normale per una macchina normale, cosa succede all'agricoltura? Diciamo che è quasi peggio della cimice asiatica, nel senso che diventa una batosta veramente molto forte. Le aziende agricole, nonostante tutto, hanno sicuramente un'agevolazione e visto il momento critico che ha il 90% dei settori agricoli proprio a livello di reddito, il fatto che vada ad aumentare il gasolio, anche se sembra un incremento abbastanza relativo, diventa, per certe aziende diventa veramente si parla di un 50% sostanzialmente di aumento. Praticamente si va a pagarlo il prezzo che lo si trova alla cosa dicono i suoi associati su questo? Sono abbastanza incavolati, diciamo così, nel senso che siamo in contatto e stanno aspettando appunto notizie. Ecco, allora per le notizie andiamo a prenderle dal senatore, perché lui le notizie le ha a Roma. Che notizie ci sono in tal senso? Ma notizie buone ve lo possiamo dire tra un mese, dopo che gli effetti di questo decreto clima arriveranno in Senato o alla Camera dei Deputati. Sono allarmanti perché è l'effetto Greta questo qua, secondo me la ministra Bellanova dopo aver visto in televisione Greta probabilmente si è commossa e ha detto chi inquina sono gli agricoltori, che secondo me non è assolutamente vero, perché lo spirito è questo, no? Nel senso togliamo gli effetti benefici dello sconto sul gasolio in maniera tale che gli agricoltori consumano meno gasolio, no? E quindi inquinano meno, perché poi questa è la razza, quindi o torniamo ai buoi, no? Arare i campi con i buoi. Ci dice i trattori elettrici. No, lei che poi tra l'altro è un appassionato di trattori. Io sono un appassionato di trattori, voglio dire che la soluzione si trova perché i nuovi trattori, e tra l'altro quelli Euro 4, Euro 5, quelli con l'urea, comunque inquinano sicuramente in maniera irrisoria rispetto ai vecchi trattori. C'è molto di più perché ci sono già in commercio i primi trattori a metano, che tra l'altro il metano lo si può fare tranquillamente in azienda. Con i biogas, con gli impianti a biogas. Quindi basterebbe che il ministro Costa si concentrasse un po' di più, che la ministra Bellanova venisse a visitare i nostri impianti in Veneto, in Friuli, in Trentino, anche in Emilia Romagna, poi più in giù ce ne sono tanti, ce ne sono pochissimi. Al nord ce ne sono. Al nord ce ne sono, le soluzioni sicuramente ci sono, se ci tolgono le agevolazioni sul gasolio io credo che le nostre aziende agricole possano tranquillamente chiudere, ma prima che succeda questo penso che più di qualche trattore arriverà a Roma per fargli capire che il problema va affrontato, ma non è assolutamente una minaccia, ma credo che questo nuovo governo, e non la metto assolutamente in politica, questo nuovo governo giallo-rosso sia partito con il piede sbagliato per quanto riguarda agricoltura, per quanto riguarda ambiente, molta teoria, secondo me, lo ripeto, sull'onda emotiva dell'effetto Greta, che comunque è stata smentita da tutti, perché sicuramente l'inquinamento non dipende in minima parte, vogliamo dire un 2, 3, massimo 10% dalle azioni dell'uomo, ma è il momento dell'evoluzione della Terra che ci porta in questa situazione. I corsi e ricorsi climatici ci sono stati sempre e continueranno ad esserci. Quello che sta facendo questo governo, soprattutto nei confronti dell'agricoltura, soprattutto nei confronti dell'ambiente, deve assolutamente essere rivisto. Direttiva Habitat ha grossissimi problemi, lo abbiamo detto prima, con la cimice asiatica. Effetto animali selvatici, lo sappiamo benissimo in Veneto, ma in tutte le regioni del nord, tutto l'Appennino, gli animali selvatici stanno invadendo anche la pianura. Io volevo parlare, poi arrivare anche questo, se no mi mangia tutti quanti. No, non voglio mangiare nessun argomento, allora, però devono fare qualcosa. Ma è un governo così emotivo, ce l'ha descritto come un governo emotivo. Cioè io sono preoccupato, soprattutto per i 5 Stelle, li ho conosciuti, ce ne sono un 50% di buoni, di cui ho stima, fiducia e veramente qualcuno anche lo apprezzo, devo dire, al di là dell'appartenenza politica.
però sono vincolati da un'area all'interno dei 5 Stelle, c'è un'area di estrema sinistra barra ambientalista veramente autistico, cioè di quelli che non vedono, non sentono, hanno letto sui libri che il mondo sta cambiando e quindi i famosi terapiatisti, sì. Alcuni di loro sono ancora convinti che la Terra è piatta, ma non sto scherzando. No. Sì, alcuni di loro sono ancora convinti che la Terra è piatta e questi ce li abbiamo in Senato, questi ce li abbiamo alla Camera dei Deputati. In Commissione Agricoltura c'è un video in cui 2 senatrici dei 5 Stelle sono preoccupate che la Vespa Samurai stermini completamente le cimici asiatiche. Questi sono gli interventi che fanno loro in Commissione Agricoltura. Sentiamo il commento dell'agricoltore. No, non sono a Roma, non sono al Senato né alla Camera, quello che dice mi preoccupa un po', devo essere sincero, nel senso che i nostri rappresentanti in genere dovrebbero essere, per il ruolo che hanno all'interno di un Parlamento o di un governo e quello che è, dovrebbero essere vicini alle zone o ai territori che rappresentano, proprio per vedere quali che sono i problemi e portarli al governo o portarli nel Parlamento a discutere proprio per risolverli, non per lasciarli là a marcire quasi in maniera che, vabbè, tanto dopo tra 10 giorni non ne parla più nessuno, lasciamo là. Allora, non è così che funziona. Permettetemi una digressione però di politica. Voi come la vedete questa cosa del taglio dei parlamentari? Cominciamo con il Presidente. No, da un lato mi lascia, diciamo, perplesso, nel senso che si spalma la rappresentanza su più persone, quindi si perde per certi versi un po' di rappresentanza di democrazia, mettiamola così, in maniera molto labile. Devo essere sincero, io avrei preferito cambiare la Costituzione e creare un paese monoparlamentare, cioè con un unico Parlamento. È quello che dicono tutti, mantenevamo 600-700 rappresentanti in un unico Parlamento, la legge si faceva in quel Parlamento, quando usciva era uscita, cioè era fatta senza passare dalla parte che poi torna indietro e passa un'altra. E poi non è che oggi qua, domani là e dopo domani qua, quindi una settimana lo facciamo, passano mesi, a volte magari cade il governo e Dio legge magari una legge che poteva essere anche valida, per cui, ma è un'idea assolutamente personale questa. Ma dovrei essere in difficoltà ad affrontare questo governo, questo argomento da parlamentare, invece lo affronto serenamente, condivido che c'è veramente una diminuzione di rappresentatività. E su questo è matematico. Quello, no? Tanta gente, io la sento e adesso chi è che mi rappresenta? Allora, sono stati fatti diversi, ma anche il Centro Studi del Senato ha verificato che praticamente ogni cittadino paga €1,50 all'anno per il Parlamento, no? Quindi questa riforma ad oggi comporterà un risparmio per ogni singolo cittadino di 1,35 centesimi. Io lo arrotondo a €1,50, ok? Quindi, ma uno può anche dire, vista questa ondata di antipolitica degli ultimi anni, che vabbè, sono contento e mi vado a bere un caffè. Io credo che comunque sia completamente sbagliato, perché comunque ci sarà molta meno democrazia e i veri sprechi secondo me sono più sugli uscieri del Senato, no? Sui commessi del Senato, che alla fine costano tanto quanto i parlamentari. Bene. Parlamentari, bene o male, c'è chi lavora tanto, chi lavora molto meno, e su questo sono perfettamente convinto. Ma questo vale ma questo è anche colpa della gente, perché poi forse bisognava modificare un attimino la legge elettorale, forse le preferenze avrebbero migliorato questa situazione, però su questo possiamo discutere. Comunque Calderoli l'aveva proposta, questo taglio di parlamentari, quindi è una proposta che ne dicano i 5 Stelle, è una proposta della Lega Nord, allora Lega Nord, oggi Lega per Salvini. Noi della Lega siamo stati coerenti, l'abbiamo sempre votata in tutte le varie fasi, i vari passaggi parlamentari, i cittadini hanno voluto questo e questi saranno gli effetti. Che poi sia migliore o peggiore lo vedremo, sicuramente ci sarà meno rappresentatività in Senato, poi gli effetti li vedremo sul territorio. Io ho proprio un minuto, e però avevamo annunciato il discorso ad esempio dei dazi.
Cosa fare per cercare di salvare i nostri prodotti che verranno bastonati, almeno pare, da... Ma guardi, noi eravamo e siamo contro un'Europa fatta in questa maniera. Non è a caso, tra l'altro, che la sentenza sull'Airbus, in cui assolutamente l'Italia c'entra qualcosa, perché Airbus è un'azienda che costruisce aerei, tra l'altro franco-tedesca. Ho un minuto, E noi ne subiamo le conseguenze, perché poi l'Europa condanna noi a pagare i dazi. Cosa possiamo fare? Cioè, l'unica cosa è che questo governo che ha voluto questa Europa e che è rappresentato in Europa compensi questi dazi, perché poi alla fine noi subiamo assolutamente. Se questo governo ha un minimo di dignità riuscirà a proteggerci in Europa dall'applicazione di questi dazi, visto che non è assolutamente colpa né dell'Italia né delle aziende italiane. Dai Presidente, cosa deve fare? Io credo proprio che bisognerà, per questo ma anche per altre cose, mettere dei distinguo rispetto al fatto di essere in Europa, perché essere in Europa non vuol dire subire l'Europa, ma vuol dire lavorare per l'Europa. Questo è uno dei casi in cui se qualcuno all'interno dell'Europa ha sbagliato, paghi, ma non deve pagare tutta l'Europa, perché altrimenti ci diamo la classica zappa sui piedi, visto che siamo in agricoltura, e questo assolutamente per l'agricoltura italiana, vista appunto la situazione, sarebbe un dramma terribile l'applicazione dei dazi. Grazie, avremmo avuto altri discorsi, potremmo andare avanti ancora per ore, rimanderemo un'altra puntata di 20 e 10 con i nostri ospiti. Grazie a tutti voi per l'attenzione, speriamo di avervi raccontato qualcosa, appuntamento alla prossima puntata.